Sora, città del carnevale, è lo slogan dell'amministrazione comunale per racchiudere le diverse iniziative carnascialesche organizzate da loro in collaborazione con le numerose associazioni del territorio. Grazie alla compagnia teatrale Riccardo Gulia e con il contributo fotografico del maestro Giuseppe Ruggeri è stata allestita presso il Palazzo della Cultura la mostra Carnevale Sorano, una bella storia durata 10 anni, inaugurata martedì 21 febbraio con il taglio del nastro del vice sindaco ed assessore alla cultura Maria Paola Gemmiti. L'abbiamo detto più volte, questo è un anno di ripartenza, sono un po' di anni che il Carnevale Sorano non c'è stato e proprio per ripartire alla grande abbiamo voluto rievocare gli anni quelli veramente fastosi del Carnevale Sorano, con questa mostra molto bella che va dal 97 al 2006 di un'associazione che è la Walt Disney, che esprime tutta l'arte dei cartapestai, l'arte che vogliamo riportare a Sora, e sarà un percorso lungo in cui dovremo lavorare anno dopo anno, ma ecco, questo è veramente l'anno in cui vogliamo far ripartire tutto quanto questo. Sicuramente le persone oggi sono ansiose di venire a Sora, ci aspettiamo una città davvero piena con i nostri primi 3 carri che cresceranno negli anni, per cui veramente buon Carnevale Sorano a tutti quanti. La galleria fotografica ripercorre alcuni degli anni più significativi del Carnevale Sorano, dal 1996 al 2005, quando per ammirare la parata dei carri allegorici venivano persone da tutto il circondario. Un evento tanto atteso a cui si iniziava a lavorare non appena terminava l'edizione in corso. 27 anni fa, esattamente 27 anni fa, cominciai questa avventura con l'associazione Walt Disney. Quindi mi chiamarono per dare una mano a costruire e a dipingere questi carri favolosi che si fecero per 10 anni. È stata una bellissima avventura e piena anche di soddisfazione, perché ci siamo resi conto che facendo gruppo si potevano raggiungere risultati molto soddisfacenti, e quegli anni sono stati gli anni d'oro del Carnevale Sorano. Purtroppo con l'andare del tempo è venuta a scemare anche questa tradizione ed è stato veramente un peccato. Spero che i visitatori ricordino quei bei tempi e che in un certo senso ricordino anche le persone che non ci sono più. Spero molto che l'amministrazione attuale dia un incremento a queste attività e che io tantissimi anni fa, ti parlo non di oggi ma di 40 anni fa, quasi 50, alle amministrazioni di allora suggerì di costruire dei capannoni all'esterno di Sora per dare la possibilità a tutte le associazioni di lavorare sul Carnevale un anno e non 20 giorni prima, un mese prima, con grandissimi sacrifici, perché si lavorava per costruire un carro fino alle 3, alle 4 del mattino ed erano sacrifici, non era una questione, era molto faticoso. Comunque i risultati ci furono e ci sono stati. Beh sì, io lo ricordo con piacere anche perché mi fanno rivivere quegli anni in cui ho ricoperto la carica di presidente del Carnevale del Liri, dove vedevamo arrivare a Sora persone da tutte le 3 valli, perché chi ricorda bene il Carnevale del Liri poi cercava di portare a Sora, con accordi che furono fatti con le varie amministrazioni di Isola Liri, Castelliri, Balsorano, Fontechiari, Vicalvi, e quindi portavamo a Sora tanta gente. Credo che questo sia il primo passo per riniziare un percorso che forse è stato un pochino lasciato da parte, quindi le condizioni e le opportunità non mancano mai, quindi bisogna fare il possibile per ripartire per raggiungere quei risultati che prima si riuscivano ad avere. Un grazie all'amministrazione, all'assessore Gemmiti, al sindaco, ma un grazie al professor Ruggeri, che ha messo a disposizione questo materiale fotografico per ripercorrere quegli anni d'oro del Carnevale del Liri. È un primo passo, di materiale ce n'è e sicuramente negli anni cercheremo di aumentare il tasso qualitativo di questa iniziativa. La mostra resterà aperta al pubblico presso il Palazzo della Cultura cittadino fino al 28 febbraio. Sì, dal 21, cioè da oggi, alle 10:30 c'è l'inaugurazione, fino al 28.
Naturalmente ho invitato anche le scuole a venire a portare i ragazzi a vedere, così anche i ragazzi si rendono conto che cosa si faceva tanti anni fa.